Bentornati in diretta e allora diamo subito il buongiorno al rappresentante del Movimento 5 Stelle Enrico Sossi. Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Noi abbiamo parlato molto nella prima parte del referendum sulla giustizia e voi siete stati con i banchetti nel fine settimana per promuovere invece, a differenza dell'ospite precedente, il no referendum. C'è anche una mail da parte del signor Davide che ci scrive l'esempio di Nevio ha telefonato poco fa, dice cosa cambierebbe con la separazione delle carriere sulle sentenze sui migranti, c'è tanta confusione e molta propaganda. Davide ha detto di voler votare sì, però dice che c'è troppa propaganda da una parte e dall'altra, non si capisce bene poi qual è l'oggetto, no, del referendum. Ma sì, sicuramente è un tema complicato su cui molto spesso i cittadini fanno difficoltà ad avere anche una certa consapevolezza, ma anche perché, diciamo, la maggior parte dei cittadini per fortuna non ha a che fare con questo tipo di procedimenti penali giudiziari. Però appunto è un tema complesso, tra l'altro è una riforma che modifica 7 articoli della nostra Costituzione, pertanto richiede anche un approfondimento di un certo livello e quindi sicuramente in questa campagna referendaria è normale che sia da una parte che dall'altra vengano fatte delle semplificazioni per poter chiaramente avvantaggiare la propria parte, perché comunque manca veramente poco al voto del 22 e del 23 marzo. Come giustamente ha detto lei, noi del Movimento 5 Stelle siamo schierati per il no al referendum che noi abbiamo soprannominato Salvacasta e dopo spiego perché, e siamo stati in piazza questo sabato assieme anche ad altre realtà che sono per il no al referendum. Siamo stati in piazza con il nostro vicepresidente senatore Triestino Stefano Patonelli, appunto per poter parlare ancora una volta con la cittadinanza, spiegare le nostre ragioni, spiegare le ragioni del no, e devo essere sincero che sono particolarmente soddisfatto perché e contento perché vedo tante persone che hanno avuto l'occasione di approfondire questo quesito referendario e che effettivamente, come sentivo anche prima qualche telefonata, hanno capito che questa riforma di fatto non migliora nulla in termini di efficienza della giustizia e di conseguenza hanno scelto di votare no. Noi come Movimento 5 Stelle a Trieste siamo appunto, al di là dei banchetti che anche organizzeremo anche nei prossimi fine settimana all'avvicinarsi appunto dell'appuntamento referendario, stiamo anche facendo una campagna informativa sul territorio veramente capillare, quindi è anche probabile che noi tutti triestini e triestini può essere che insomma avremo a che fare anche nei nostri rioni appunto di volontari del Movimento 5 Stelle che appunto verranno a parlare e a lasciare materiale informativo su questo referendum. Prima l'ho chiamato un referendum salvacasta perché uno dei nodi principali per cui noi del Movimento 5 Stelle, ma anche altre forze politiche e associative, siamo contrari, siamo per il no a questo referendum, è perché in sostanza si vuole modificare la composizione di quegli organi che amministrano la magistratura, che attualmente ce n'è uno e si chiama il CSM, che è il Consiglio Superiore della Magistratura. Ebbene, loro vorrebbero sdoppiarli, ma soprattutto la cosa peggiore è vorrebbero modificare le modalità di composizione di questi CSM. Attualmente il CSM ha una parte cosiddetta laica, che sarebbero i magistrati, i professori universitari, gli avvocati, ovvero delle professionalità al di fuori del mondo della magistratura che il Parlamento sceglie con diversi requisiti e che mette all'interno del CSM, e un'altra parte è eletta dai magistrati, quindi sono i magistrati che scelgono da chi vogliono essere rappresentati all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Con questa modifica referendaria che vogliono fare cambia la modalità di composizione di questi CSM, perché alla fine appunto diventeranno due, uno per la magistratura dei pubblici ministeri, l'altra è quella dei magistrati, quelli giudicanti, i giudici, e appunto vorrebbero fare una parte, appunto quella laica, che viene fatto un listino di un tot di personalità, e purtroppo non vi so neanche dire da quanto sarà fatto questo listino, perché la riforma costituzionale rimanda a delle leggi ordinarie che di conseguenza saranno fatte in futuro, però il Parlamento farà un listino di, mettiamo a caso, 50 nomi
Chiaramente il Parlamento ha una maggioranza politica che molto spesso assolutamente coincide con quella del governo, pertanto faranno questo listino e faranno un sorteggio all'interno di questo listino. A differenza invece della parte dei magistrati all'interno di questi CSM, che come dicevo amministrano la magistratura, che invece saranno sorteggiati tra tutti i magistrati presenti in Italia. Quindi, per fare un esempio pratico, siamo in questo Consiglio Superiore della Magistratura, io politico dico io faccio 50 nomi, sono del Movimento 5 Stelle, faccio 50 nomi che sono affini e la pensano come me sulla giustizia al Movimento 5 Stelle. Io faccio questo esempio perché io sono contrario proprio in qualsiasi sia la formazione politica che abbia la maggioranza in Parlamento, è una cosa sbagliata quello che vogliono fare. E appunto facciamo un listino tutto del Movimento 5 Stelle e poi facciamo un sorteggio all'interno di questo listino, ma è ovvio che poi chi entrerà all'interno del CSM sarà della mia stessa nella stessa mia idea politica, la penserà come Movimento 5 Stelle, come Partito Democratico, come Fratelli d'Italia e la Lega. Di far entrare insomma la esattamente, politica, a differenza pesante. Invece dei giudici che su 9.000 passagiudici vengono sorteggiati, quindi magari viene pure sorteggiato un giudice sempre che magari non ha neanche quell'attinenza, perché la loro motivazione è togliamo le correnti dal Consiglio Superiore della Magistratura. Però al momento i magistrati scelgono i loro componenti nel CSM tramite un'elezione, quindi scelgono chi li rappresenta. Adesso verranno scelti a caso ed può anche essere, perché c'è anche la probabilità matematica, che vengano sorteggiati tutti i magistrati magari anche della stessa corrente della magistratura, pertanto non è una modalità che garantisce una certa imparzialità o una certa oggettività nell'amministrare la giustizia. Allora, cambiando argomento, la signora Patrizia ci scrive: queste persone che si agitano, abbiamo parlato molto di sicurezza e di controlli di vicinato prima, no? Con il nostro ospite precedente, queste persone che si agitano davanti alla promozione dei controlli di vicinato mi indignano. A mio parere anche le ronde vanno bene, la giustizia fai da te non esiste, esiste invece la delinquenza far west, soprattutto da parte di delinquenti stranieri irregolari, dice la signora Patrizia. Questa è la sua posizione. Come vede i controlli di vicinato che vengono proposti qui a Trieste, in particolare da Fratelli d'Italia, proprio dalla quarta circoscrizione, ne parlavamo prima? Sì, abbiamo incontrato diversi sindacati di polizia, tra cui il SIULP in un convegno pubblico di qualche giorno fa, era presente anche il nostro deputato Francesco Silvestri, e quello che hanno denunciato, ma che denunciano un po' tutti i sindacati di polizia, non solo questo, è una vera carenza di agenti di polizia nelle questure, nelle volanti sul territorio. Questo perché innanzitutto i poliziotti che vengono assunti tramite concorso sono troppo pochi, non solo rispetto a quelli che vanno in pensione, ma proprio in generale sono veramente pochi, e quei pochi che vengono assunti tramite concorsi pubblici vengono indirizzati la maggior parte delle volte nei controlli della frontiera. Ora, io abito vicina, veramente a pochissimi minuti da Fernetti, poco prima del Conad, per farci capire. Io ci passo spesso, ma un po' tutti, andiamo in Slovenia ogni tanto, nei weekend, facciamo dei giri, ed effettivamente noi passiamo al confine e questi agenti di polizia effettivamente controllano ogni tanto qualche furgone, magari straniero, cosa che facevano già prima di questa cosiddetta sospensione di Schengen, ma effettivamente è semplicemente un rallentamento rispetto al traffico, perché noi triestini, io non sono mai sinceramente stato fermato, e penso anche la maggior parte dei triestini, e ci sono veramente tanti agenti di polizia sui confini che effettivamente non possono fare, come dire, il loro lavoro. Anche loro io conosco anche agenti di polizia che stanno proprio in polizia di frontiera a Opicina e mi dicono che loro vorrebbero stare magari in volante, in questura, a stare sul territorio e effettivamente fare quello per cui hanno deciso di entrare in polizia, perché è anche un onore, no? Entrare in polizia. Invece si ritrovano a stare al confine a non poter fare nulla. Parentesi poi il fatto che i migranti sicuramente non passano per il valico di Fernetti, ma passano per i boschi e che non sono presidiati, pertanto non si risolve nemmeno il problema. Nel momento in cui noi indirizziamo la politica, il governo Meloni indirizza i poliziotti, gli agenti di polizia sui confini, li toglie dalle strade. E nel momento in cui tu togli forze di polizia dalle strade, chiaramente la criminalità ha più spazio per potersi diffondere, e chiaramente poi arrivano queste forze politiche che stanno causando
questa criminalità che abbiamo nelle strade, che propongono soluzioni che secondo me semplicemente l'unica cosa che vanno a migliorare è la percezione di sicurezza. Perché alla fine quello che effettivamente serve sul territorio sono agenti di polizia e carabinieri. Sicuramente non servono le ronde, che oggettivamente chi fa le ronde non ha la formazione, non ha l'indole, ma soprattutto magari non conosce adeguatamente le norme per poter effettivamente garantire la sicurezza sul territorio. Io sinceramente sono scettico se io esco di fuori a casa mia o piscina e mi trovo un gruppo di 5 persone che mi dice ma tu qua non puoi passare, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro. Se fosse un agente di polizia, che chiaramente ci sono delle norme, che chiaramente conoscono, perché hanno la formazione per fare questo tipo di lavoro. Sono dei professionisti. Sì, no? sono dei professionisti, ma soprattutto io come cittadino mi sento più tutelato. Poi chiaramente c'è un problema relativo alla criminalità e all'insicurezza e alla percezione di insicurezza, ma secondo me si risolve con assunzioni nella polizia e nei carabinieri e presenza sul territorio di questi ultimi, perché è veramente fondamentale poter andare in giro e essere sicuri di poter contare su chiaramente delle forze di polizia a propria disposizione. Prima sentivo che si parlava col precedente ospite del fatto che molto spesso chiaramente il centralino del 112, ma poi anche del 117 per la Guardia di Finanza, sono e ricevono effettivamente tante chiamate. Chiaramente nel momento in cui c'è più personale e si riesce a strutturare meglio anche il centralino, va da sé che poi si riesca anche a fare una gestione migliore delle emergenze sul territorio. Per cui questa proposta di Fratelli d'Italia delle ronde o poi della sicurezza di vicinato, se un gruppo di un quartiere dovesse avere un gruppo WhatsApp, un gruppo Facebook in cui si dice guardate che c'è una persona sospetta che va a tale case, date un'occhiata, o magari dice io vado in vacanza per 7 giorni, chi mi controlla ogni tanto la casa, sicuramente insomma questa qua è una cosa positiva, ma si tratta di, secondo me, un basilare rapporto di vicinato che forse non c'è più ma che dovrebbe tornare. Però andare a dover fare pensare a queste ronde così mi sembra una soluzione per un problema che loro stessi al governo stanno creando. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo anche su altri temi che ci propongono i nostri telespettatori. A fra pochissimo. 9:20 del mattino, ancora in diretta insieme a Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle, qui con voi a rispondere anche alle vostre domande. Allora ci sono alcune segnalazioni che riguardano l'uso delle macchine, dei mezzi pubblici. Ad esempio Max ci scrive vorrei sottoporre alla vostra attenzione una proposta per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Sarebbe possibile a livello comunale o statale promuovere un accordo con le compagnie assicurative per offrire un abbonamento al trasporto pubblico cittadino a costo ridotto a chi stipula l'assicurazione obbligatoria per i veicoli privati. Penso che un'agevolazione del genere potrebbe spingere molti automobilisti a lasciare l'auto a casa più spesso, per ricollegarmi al tema dei parcheggi selvaggi. Sarebbe fattibile secondo lei? Ma io penso che nel momento in cui uno paga un'assicurazione per il proprio mezzo, a questo punto voglia anche utilizzarlo. Io penso che soprattutto lo vuole utilizzare nel momento in cui termini di tempo per raggiungere la propria destinazione, effettivamente gli conviene utilizzare l'auto invece dell'autobus. Penso soprattutto magari a chi abita qua a Trieste sull'altipiano, per raggiungere determinati posti o quartieri della città di Trieste. Chiaramente con l'auto si può stare 15-20 minuti, già prendendo l'autobus si tratta di prenderne 2, si arriva a 50 minuti, un'ora. Allora nel momento in cui ho un mezzo e pago per l'assicurazione sul mio mezzo privato, forse a quel punto mi è più comodo utilizzare l'auto. In ogni caso penso che sia utile ragionare su qualsiasi proposta che possa effettivamente incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale, perché effettivamente nonostante io abbia il mezzo privato ho anche l'abbonamento dell'autobus e cerco di utilizzarlo il più possibile, proprio per innanzitutto evitare la ricerca selvaggia di posteggi che qua a Trieste sappiamo tutti essere massacrante, ma soprattutto per incentivare anche per decongestionare il traffico, per
aiutare effettivamente anche utilizzando il mezzo pubblico, si riducono il mezzo, insomma sono motivazioni che sappiamo tutti per ridurre l'inquinamento. Chiaramente dobbiamo ragionare il più possibile per incentivare appunto l'utilizzo dei mezzi pubblici, e penso sia utile fare un ragionamento su tutte le proposte che ci possono venire in mente e capire se effettivamente possono avere un seguito oppure no nel raggiungere questo obiettivo. Allora, c'è una notizia di basket dell'ultima ora, la vediamo qui sulla pagina online. Pallacanestro Trieste, colpo Bannon e lui l'erede di Jeff Brooks. La società giuliana ufficializzerà a breve l'arrivo dell'ala classe 2001 che arriva direttamente dalla NBI australiana, dove ha difeso i colori del Brisbane Bullets. Il mercato della pallacanestro Trieste quindi si muove con rapidità per sopperire alle emergenze nel reparto lunghi, ne avevamo parlato anche ieri nei telegiornali. La società giuliana ufficializzerà a breve l'arrivo di Josh Bannon, alla grande australiana classe 2001, che vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione. Questa è la notizia dell'ultima ora. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Ecco, un caro saluto a tutti e due. A lei, Silvia. Un giovane 5 Stelle. Sì. Ecco, no, io volevo dire che non so se le persone si rendono conto, ma io penso di no, magari non ci pensano perché sono prese dai lavori di tutti i giorni, dalla vita, eccetera. Ma leggi come tipo questa, non so, sto referendum assolutamente inutile, a cui andremo a votare, io voto no, dico subito, ma perché c'è, e quindi vado a votare. Ma sono cose che vanno discusse in Parlamento, cioè sono cose che stravolgono la vita di tutti i cittadini, non solo di quelli che hanno votato il governo di turno. Certo. Quindi vanno discusse in Parlamento, va fatto tutta la prassi che deve essere fatta in un paese democratico. Invece così noi ci troviamo sulla testa senza che venga interpellata la gente, quelli che ci rappresentano in Parlamento. Che poi anche con la legge elettorale che danno un premio assurdo, perché è una cosa assurda, perché trasformano chi prende meno voti diventa vincitore per un meccanismo perverso. E quindi io mi sono preoccupata, possibile che la gente possa accettare che venga travolta la Costituzione, che è la base del nostro Stato, così? Come niente, come se fosse una stupidaggine, come se fosse una cosa che non conta. È la cosa che conta di più, perché riguarda veramente tutta la nostra vita. Perché se noi guardiamo anche la sanità privatizzata in maniera selvaggia, e anche la scuola se vogliamo, è una cosa anticostituzionale. E io mi aspettavo che il Presidente della Repubblica, questo e anche l'altro prima, prendessero dei provvedimenti. Niente, nel silenzio più totale, trasversalmente, pian pianino è stata minata alla base. Ma la gente si rende conto che sta spendendo migliaia di euro per curarsi oppure per far studiare i figli? Non so se la gente si è resa conto di questo. Cioè, è una cosa assolutamente che fa disperare uno che ci pensa. Io ci penso, io sinceramente posso permettermi, ma fino a un certo punto, i 150 euro ogni tanto di una visita, ma non lo trovo neanche giusto, però, non lo trovo giusto. Oltretutto l'ho detto più volte, hanno alzato poco, hanno dato un pugno di noccioline ai pensionati, ma non solo, anche ai lavoratori. Questo cosa ha fatto? Ha alzato il livello dell'IRPEF, del reddito, però non hanno alzato il tetto del reddito, per cui uno rimaneva sempre, poteva detrarre oppure era esente da certe cose. Quindi è più povero di prima. Capito. Io adesso devo pagare. Il discorso, Silvia. Prego? Grazie Silvia dell'intervento. Allora, d'accordo con la signora Silvia, a parte chiaramente insomma, il voto al referendum, ma fa tutto un discorso. No, sono d'accordo complesso. assolutamente con la signora Silvia, a partire dal referendum,
per arrivare alla sanità, passando per il ridicolo aumento delle pensioni che è stato fatto, passando anche attraverso la scuola e il diritto allo studio alle scuole superiori, ma anche all'università. Sono temi che chiaramente tutti i cittadini o la maggior parte dei cittadini devono avere a che fare quotidianamente, e poi ci si ritrova a doversi informare, il cittadino deve trovarsi a informare su questa riforma della giustizia che, come ha detto anche la signora Silvia e condivido, non ha avuto neanche i passaggi parlamentari, come dire, i parlamentari né di opposizione né di maggioranza hanno avuto la possibilità di emendare questa riforma. Penso appunto, come ha detto anche la signora Silvia, della legge elettorale che vogliono effettivamente fare, dove si parla anche di un cospicuo premio di maggioranza. Chiaramente il cittadino che si ritrova, c'era prima in sovrimpressione il 10 euro in più per un pieno di gasolio, perché in questa legge di bilancio passata non avevano previsto il conflitto di adesso, anche se si poteva anche un po' prevedere, però hanno deciso in questa ultima legge di bilancio di aumentare le accise sul diesel. Adesso chiaramente c'è anche questo aumento dovuto, che sia una scusa o meno, ma comunque c'è un aumento dovuto al conflitto in Medio Oriente, e chiaramente il cittadino che si trova a che fare con una sanità che non riesce neanche praticamente a prendere appuntamento con la sanità pubblica, quindi deve affidarsi al privato, e chiaramente ha un costo che non tutti si possono permettere, quindi alla fine avremo una sanità di serie A e di serie B, cioè chi se la può permettere viene curato, chi non se lo può permettere non può farlo. Chiaramente uno deve farsi un pieno di diesel, ma poi sicuramente sarà così anche per la benzina tra un po', deve iniziare a pagare 10 euro in più a pieno, e quindi magari al posto di pagarmi 50 o 60 euro devo pagarne 70, devo pagarne 60, 80, e chiaramente poi dopo è anche difficile, insomma, anche io ho visto questi giorni, almeno in Slovenia, il prezzo della benzina mi pare forse leggermente aumentato, ma anche non tantissimo, e poi ci ritroviamo in Italia 10 euro in più per un pieno. Esattamente, e allora effettivamente uno si chiede cosa sta facendo il governo a livello nazionale, a livello regionale, poi dopo insomma a livello locale un'altra cosa, però effettivamente il cittadino si sente preso in giro, perché poi deve trovarsi a votare una riforma che non migliora la giustizia, ma soprattutto che non interessa la maggioranza dei cittadini, e questa è anche la realtà. Io prima mentre aspettavo mi sono tirato giù giusto due nomi di chi supporta questa riforma della giustizia. Abbiamo il ministro del turismo e Fratelli d'Italia Daniela Santanchè, che attualmente è sotto processo per false comunicazioni sociali ed è indagata per truffa aggravata ai danni dell'INPS e per bancarotta fraudolenta, quindi lì quasi quasi neanche, io non so neanche se avrò la pensione, ma già adesso le pensioni sono basse, no? Perché chiaramente l'INPS è in difficoltà. Eppure c'è anche chi durante il Covid ha voluto truffare l'INPS, si presume, chiaramente c'è un'indagine in corso. Giovanni Toti, ex presidente della Liguria, ha patteggiato 2 anni e 3 mesi per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia, condannata in via definitiva a 18 mesi per peculato, perché era consigliera regionale del Piemonte e ha acquistato anche gioielli con fondi pubblici. Alessandro Colucci, deputato Noi Moderati, ha patteggiato 1 anno e 8 mesi per peculato per rimborsi di spese personali con fondi pubblici, come la Montaruli. Cesare Previti, che è stato anche avvocato di Berlusconi per tanti anni e deputato, condannato definitivamente in 2 processi per corruzione in atti giudiziari. Poi mi sono segnato in ultimo Luca Palamara, ex magistrato, che ha patteggiato per traffico di influenze illecite. Poi c'erano talmente tanti che non neanche fate tutti, dopo stare qui a annoiarvi. Però un po' di personalità. E questi qui sostengono il sì, allora io devo andare a votare una riforma che questi qui, che ho appena citato, vogliono fare e vogliono votare sì. Allora a me qualcosa non torna, perché il cittadino comune non ha questi problemi con la giustizia, per fortuna. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta. Allora, era l'ultima pausa pubblicitaria per questa mattinata, Sveglia Trieste. Siamo sempre in compagnia di Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. C'è una telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto? Buongiorno.
Buongiorno carissimi, buongiorno. Enrico qui. Enrico, buongiorno. Avete detto che ci sono stati aumenti in Slovenia. Sì. Ieri ho fatto rifornimento di carburante, sì. Utilizzo la benzina a 100 ottani, che è la più pregiata, quella più costosa, e la differenza rispetto alla nostra è €0,5 circa. Quindi la differenza è enorme e perciò non ci sono dubbi. Quindi o lo Stato interviene per la provincia di Trieste, oppure ci sarà un salasso per i nostri petrolieri qui locali, per i fornitori di benzina. Sì, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Salve, Enrico, grazie. Buona giornata, grazie per così l'informazione. Si conferma di questa situazione. Infatti, appunto, anche adesso chiaramente io devo anche farmi la tessera, quella regionale, per avere lo sconto. Però capita spesso che effettivamente comunque non convenga, almeno in questo caso specifico poi no, perché con questo aumento che abbiamo avuto in Italia è stato veramente, veramente consistente. Allora chiaramente è da capire come sostenere e incentivare quantomeno l'utilizzo delle pompe di benzina in Italia, almeno per poter tutelare questa categoria di lavoratori che spesso non ha neanche... non sono molto fortunati. No, assolutamente no, perché con questo ordine internazionale, con questo disordine internazionale, veramente i primi a rimetterci, dopo chiaramente tutti i cittadini, sono anche loro che chiaramente magari si vedono appunto ridurre i clienti, invece poi in Slovenia... che poi appunto la situazione internazionale è uguale per tutti, semplicemente che dipende anche quali sono le politiche che ogni governo nazionale mette in atto, le leggi che ci sono per effettivamente tutelare anche o evitare questa inflazione così alta. Insomma, infatti io ho il presentimento che adesso tornerà un'ondata di inflazione come abbiamo avuto qualche anno fa, perché veramente il contesto internazionale ci porterà a questo assolutamente. Chiaramente i primi a rimetterci saremo noi cittadini, che chiaramente dobbiamo fare la spesa, eccetera. Infatti, proprio nella vita quotidiana si risentirà di questo. Diciamo che forse non ci eravamo neanche accorti che fosse finita l'ondata precedente. No? Esattamente, magari si era forse leggermente appena assestato, ma almeno per fare la battuta che la stagione dei gelati è appena cominciata, e così non posso, penso, aumentare ancora i prezzi. No, sono già aumentati, sono già aumentati, ma magari €2,20 la pallina. Esatto, quindi, però magari se fosse iniziato come dire, questo conflitto con Trump un po' prima, magari avrebbe stato ancora di più. Invece ancora adesso, di più, quindi l'aumento è stato sì, già però ecco, quello del gelato è un esempio, io ho fatto tipo battuta, però effettivamente fa capire infatti, come le materie prime anche di chi poi va a fare gelato e chi poi lo va a comprare, chiaramente c'è un'inflazione tremenda, non solo lì ma poi anche in tutti i supermercati. Diffusa davvero in qualsiasi genere, insomma, alimentare o comunque di prima necessità. Allora, per sorridere un po' c'è la vignetta di Marco Englaro, la possiamo far vedere. Coste leggi e dopo coste fa e dopo dove te va? Te me sta diventando invadente pezzo di Trump. Bella anche questa, grazie a Marco Englaro, gioca sulla parola invadente, no? Evidentemente. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, c'è il fischio d'ordinanza ma non sentiamo la persona, pronto? No, ho paura che sia caduta la linea. Okay. C'è invece la mail da parte di Sonia che ci chiede: in occasione della presenza del vostro ospite gli faccio una domanda e spererei in una risposta. Com'è possibile che un'ora di parcheggio popolare come quello antistante il bagno alla lanterna, il Pedocin, frequentato soprattutto nella stagione estiva da donne con figli, carrozzine, persone che hanno difficoltà a muoversi, si trovino a pagare per un'ora da 50 centesimi, forse poco, a 80 centesimi, un aumento del 60%, un parcheggio all'aperto senza sbarre dove il costo di manutenzione è minimo, e questo è un altro effetto dell'inflazione, degli adeguamenti, insomma, che ci sono assolutamente. annualmente. Infatti, no? Ne parlavamo prima che effettivamente un po' in tutta Trieste c'è un aumento generale
dei prezzi all'ora di questi posteggi a pagamento, chiaramente è un grosso problema, perché si va ad aggiungere tutte le altre spese che noi tutti i cittadini abbiamo. Infatti prima parlavo di una ricerca selvaggia dei posteggi, perché la maggior parte delle volte ma è normale che sia così, va a cercare un posteggio che non sia a pagamento, tante volte non lo trova, quindi va a ripiegare a quelli a pagamento, che comunque difficilmente trova, perché comunque c'è una situazione veramente, veramente anche lì piena, motivo per cui appunto si parlava di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico. A me pare che qualche mese fa si fosse parlato a livello, diciamo, comunale di questo aumento delle tariffe orarie dei posteggi a pagamento, e appunto i partiti, le forze politiche all'opposizione l'avevano appunto anche un po' contestato, perché poi chiaramente bisogna capire effettivamente che servizio poi il cittadino che paga ha da questo posteggio a pagamento. Io poi il caso del Pedocin ci passo ogni tanto, ma non frequentandolo in estate sinceramente non mi sento di fornire una mia valutazione appunto su quanto possa essere nel momento in cui è pieno in estate, però chiaramente quello, come anche in altri posteggi in città, chiaramente più aumentano i prezzi, più dopo il cittadino deve pagare. Ecco, forse l'unica nota, diciamo, con amarezza positiva, è il fatto che almeno uno dice, boh, magari devo pagare di più, prendo il mezzo pubblico. Però al di là di questa considerazione un po' amara, chiaramente sarebbe da capire come effettivamente tutelare i cittadini, perché molto spesso la maggior parte dei cittadini di noi non ha neanche, come dire, le risorse, i mezzi per sostenere un'inflazione di questo tipo, perché chiaramente questo è un esempio dei posteggi, ma abbiamo parlato di carburante, abbiamo parlato dell'inflazione che ci sarà sicuramente anche in supermercato, e ogni singolo servizio, prodotto o bene presente sul mercato chiaramente qua in Italia aumenterà di prezzo. E poi chiaramente abbiamo visto tutti i dati della povertà assoluta che aumenta non solo a Trieste ma in tutta Italia, e chiaramente molte più persone che alla fine si ritrovano a arrivare con grossa difficoltà a fine mese, a fronte soprattutto di salari che non aumentano, perché dà anche da ricordarci qua in Italia che da 20 anni che i salari non aumentano, anzi sono leggermente diminuiti in media, motivo per cui è necessario chiaramente che si faccia una considerazione su questo. Non risolve chiaramente il problema dei salari a 360 gradi, ma ricordo come noi del Movimento 5 Stelle da anni, che dal 2013 che proponiamo l'introduzione del salario minimo in Italia, perché è presente praticamente già in tutta Europa, però in Italia manca, quantomeno per tutelare quei lavori che vengono pagati veramente poco. Penso a chi lavora nelle cooperative, nei musei, nella vigilanza privata. Sono veramente dei lavori che al netto sono pochissimi euro l'ora e che andrebbero tutelati maggiormente. Abbiamo visto che, ma basta anche abbiamo anche parlato all'università in lezione di microeconomia, come l'introduzione di un salario minimo effettivamente non ha generato inflazione negli altri paesi europei dove è stato introdotto, motivo per cui secondo me potrebbe essere chiaramente un inizio per tutelare i salari. Noi parliamo di 9 euro lordi l'ora, non è tanto, mi rendo conto, ma al momento non esiste nulla qua in Italia. Invece in Spagna e in Slovenia l'hanno anche deciso di alzare. Esattamente, e chiaramente 9 euro lordi l'ora non è poco, ma giuro che sono tanti lavoratori che ne guadagnano molto meno, e quindi quantomeno l'introduzione di questa misura potrebbe agevolare. Io ricordo che in Regione Campania, amministrata adesso dal Movimento 5 Stelle, dal presidente Roberto Fico, è stato appena portata in Consiglio regionale campano una proposta, un disegno di legge per introdurre una premialità negli appalti pubblici della Regione Campania, appunto per dare un premio alle aziende che effettivamente garantiscono di pagare i propri dipendenti più di 9 euro lordi l'ora. Chiaramente le regioni questo possono fare, è stata approvata una mozione in questo senso anche in Regione Friuli Venezia Giulia. Io spero chiaramente che si possa procedere in questo senso, però a livello nazionale, perché sono delle norme che devono essere fatte dal Parlamento nazionale e che a un certo punto i consiglieri regionali o anche i consigli comunali ben poco possono fare a fronte di questa situazione. Chiaramente il governo di turno, il governo Meloni di centrodestra, non ha
questa misura nella propria agenda, ma né nel breve, nel medio, ma nemmeno nel lungo termine, e invece è una proposta che portiamo avanti. Non siamo riusciti a farla quando siamo stati al governo, perché abbiamo avuto dei partner, diciamo, in maggioranza di governo, prima nel Conte 1, poi nel Conte 2, che non l'hanno voluto. Per fortuna adesso tutte le opposizioni sono a favore di questa misura, adesso ci aspettiamo chiaramente di andare al governo alle prossime elezioni, vincere le prossime elezioni e poter finalmente introdurre il salario minimo nel nostro ordinamento. Allora, Enrico ci scrive dicendo in modo un po' polemico: buongiorno, ringrazio veramente l'ospite per avermi convinto a votare sì, grazie, e mai mollar con l'ovovia, e quindi ci porta anche al tema che ritorna in auge, no? Quello della cabinovia. Sì, mi viene in mente quando il magistrato Di Matteo, ma poi anche altri esponenti della società civile, anche alcuni politici, avevano parlando del referendum della giustizia, hanno detto massoni e altre criminali, mafiosi, eccetera, voteranno sì al referendum, e poi è nata anche un po' una polemica da queste affermazioni, sì, no? È vero. Ecco, adesso possiamo aggiungere che chi vuole l'ovovia allora vota sì al referendum, di fare questa battuta di questo Facciamo mio omonimo. la battuta, no? Sì, poi chiaramente io penso comunque che ognuno di noi possa fare le proprie valutazioni in maniera autonoma, ci sono i mezzi per potersi informare sia online sia anche attraverso i mezzi di informazione. Chiaramente non è un tema, come abbiamo detto prima, non è un tema facile, se poi al mio omonimo invece ritiene di votare sì, ben per lui. Secondo me sarà un errore, l'ho spiegato perché, sono pronto a spiegarlo per altre 1000 volte nelle prossime 2 settimane quando saremo per strada, però chiaramente io ritengo poi che ognuno di noi possa anche essere in grado di esprimere con un proprio voto, con anche un proprio grado di consapevolezza, e quindi è totalmente legittimo. Infatti poi a favore pure dell'ovovia, questa è la cosa peggiore secondo me, poi dopodiché rimarrà deluso sia dal referendum che dall'ovovia, secondo me. Però secondo lei, va vediamo. Bene. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Buongiorno, sì. Sentiamo, buongiorno. Sì, buongiorno, Teresa Buccarella, buongiorno a tutti. Allora, io volevo dire 2 cose. Dica. Una, se posso ricevere risposta subito, e un'altra magari lascio dopo a telefonata conclusa. Ho sentito adesso una sfilza di nomi di destra e una frase tipo ma se questi dicono sì io dovrei votare sì. Cioè non ho capito il concetto, sinceramente. Perché non dovremmo votare sì? Perché sono politici, perché sono di destra o perché hanno una condanna? Cioè, questo qua non riesco a capire. Forse mi sono perso un attimino. Ok, sì, lo può chiarire sicuramente, prego. Nel momento in cui ho letto questi nomi che mi sono appuntato, ma che possiamo trovare tutti chiaramente online, ma sono nomi anche storici che forse un po' tutti conosciamo, e questi qui sono per la maggior parte tutti politici. In questo caso sono di destra perché chi promuove questa riforma è l'attuale governo di destra, quindi questi qui sono sostenitori del sì referendum. Quindi io li ho tirati giù e ho semplicemente detto: queste personalità qui, che sono politici, nella maggior parte dei casi, a parte uno che era un magistrato ma che poi ha avuto anche un seguito politico, che sono politici, fanno parte della maggioranza di centrodestra che promuove questa magistratura e sono condannati, votano sì. Io, che sono un cittadino, non ho procedimenti penali in corso come la maggior parte delle persone che ci stanno guardando da casa e che sono in Italia, perché devo votare sì a una riforma promossa anche da loro, che invece hanno avuto una marea di condanne, e la maggior parte delle volte anche condanne di un certo rilievo legate al loro operato in politica? A me una cosa del genere disincentiva. Dopodiché c'è chi se uno vuole votare sì, chiaramente non è che è cioè non è un mafioso, deve essere associato come se avesse fatto dei reati come queste persone. Io dico semplicemente che questa riforma è promossa da queste personalità, a differenza invece di chi sostiene il no, che sinceramente, che io sappia, non ha nessun tipo di condanne in questo senso, anche perché io mi ricollego a un disegno generale che questa maggioranza politica sta applicando, come è stato rimosso il reato di abuso d'ufficio. È un reato che sicuramente nessuno dei cittadini ha a che fare la maggior parte delle volte, perché riguarda i politici e chi sta nella pubblica amministrazione.
E seconda cosa, c'era giusto ieri un articolo sul Piccolo, faccio un collegamento sul nostro caso sul territorio, sulla Corte dei Conti che sta diciamo, indagando, sta controllando tutte le spese che sono state fatte finora per la cabinovia. Si parla di 1.200.000 euro per un'opera che tuttora non sarebbe fattibile dal punto di vista urbanistico. Quindi, e poi c'è appena la spesa per fare l'opera, però già adesso siamo arrivati a 1.200.000 euro di soldi dei triestini, soldi pubblici. È stata concludo solo questo, è stata approvata poche settimane fa in Parlamento una legge che va a depotenziare la Corte dei Conti a livello nazionale. Allora io, a fronte di questo disegno, sinceramente mi sento di votare no, perché non sono d'accordo per una giustizia che va ad avvantaggiare chi è privilegiato e invece non va a migliorare la l'altra domanda del signore, poi ci avviciniamo alla conclusione. Prego. Sì, assolutamente uno può decidere se votare sì o no, ma fare, ad esempio, lei lo sa che ci sono anche molti esponenti di sinistra che voteranno sì. Sì, questo è vero. Lo sa che magari ci sono anche molti, non so, magistrati, avvocati, uomini di legge che voteranno sì, e questi sono di sinistra, non politici, ma incensurati. Di cosa stiamo parlando? Assolutamente. Guardi, ci sono. Diciamo subito una cosa, un paio di giorni fa in una trasmissione nazionale si parlava, senza fare nomi, di 2 magistrati, 2 PM condannati in via definitiva per comportamento intimidatorio verso l'interrogato. Questi sono stati anche promossi a giudici. Di cosa stiamo parlando? Però perché io dovrei votare questa notizia non l'ho sentita. quando vedo nella giustizia una cosa del genere? Ma io sono d'accordo con lei, cioè io non sono per votare favorevolmente, e penso di aver capito anche, non so se ha capito, mi pare anche il telespettatore, ma al di là poi del caso specifico del PM, sicuramente non c'è una promozione da PM a giudice, e nel momento in cui il pubblico ministero di aver fatto questo abuso, ma in generale di questo reato, insomma, poi dopo chiaramente nel momento in cui è stato individuato, se lei ha avuto la notizia, sicuramente questo magistrato avrà avuto delle conseguenze dal punto di vista non solo dell'amministrazione della magistratura, ma immagino anche penale. Io appunto ho ribadito quello che ho detto prima, secondo me c'è un disegno dietro che io non condivido, motivo per cui io voterò no. Poi c'è tanta gente che voterà sì, ma può essere, secondo me sono più quelli che voteranno no, perché io vado in giro e parlo con la gente assieme a tante altre persone qua a Trieste, ma anche in giro per l'Italia, e c'è gente che dice questa riforma non mi velocizza i processi, perché per velocizzare i processi semplicemente bisogna assumere più personale nei tribunali. Al momento nella maggior parte dei tribunali italiani mancano i cancellieri che assistono i magistrati. Nel momento in cui, ma anche come se ci fosse in comune di Trieste, dirigenti senza il loro staff e altri dipendenti che li aiutano a svolgere le loro funzioni. Chiaramente la macchina amministrativa, in questo caso giudiziaria, viene chiaramente rallentata. Poi ovvio loro vogliono e cercano di alleggerire il carico dei tribunali abrogando i reati. Ma non è che abrogando un reato, come dire, quel fatto illecito non succede più, tu semplicemente non vai a perseguirlo. Però secondo me si tratta appunto di un disegno politico che io non mi sento di condividere e che secondo me la maggior parte degli italiani decideranno di bocciare il 22-23 marzo. Staremo a vedere, insomma, ormai manca davvero poco e la campagna elettorale è alle battute finali. Allora, c'è anche la signora Sonia che ci manda le foto, vediamo se riesco ad aprirla in un'altra pagina, eccola qui, dei prezzi, non si legge benissimo, ma ci faceva vedere le foto alle pompe di benzina in Slovenia e in Italia. Il prezzo del gasolio qui è 1,465, poi c'è anche quello italiano che era oltre i 2, che ci ha fatto vedere, insomma, per un confronto. Vediamo se riusciamo ad aprirla, eccola qui. Credo che il diesel sia quello a 2, no? Sì, penso proprio di sì.
non si legge benissimo, ma insomma credo sia quello. Insomma, facevamo il discorso prima, no, di questi aumenti e del confronto purtroppo insomma, con la vicina Slovenia. Sì. E poi dopo il consumatore guarda il proprio portafoglio giustamente. Chiaramente spinge molti consumatori anche della nostra zona che hanno la fortuna insomma, di abitare sul confine ad andare oltre. Sì, poi infatti la situazione è peggiore perché effettivamente non abita sul confine, non ha a che fare con questa realtà, perché effettivamente nel momento in cui uno abita in Emilia Romagna, in giù lì, ma anche la maggior parte delle regioni del nord, fa difficoltà effettivamente ad avere una, chiamiamola agevolazione, almeno da questo punto di vista, insomma. Allora, c'è un'ultima telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Stefano. Stefano, buongiorno. Sì, volevo chiedere, io ho ascoltato il vostro ospite, e volevo chiedere una cosa, qual è questo disegno occulto da parte dell'attuale governo al quale si faceva riferimento? E poi volevo dire un'altra cosa, che mi sembra di basso livello associare coloro che votano sì a delinquenti o mafiosi. Cioè non trovo una campagna referendaria che sia di livello. Ecco, diciamo che alla fin fine tutti i promotori del no non sono mai riusciti a dire qual è la norma costituzionale che viene modificata che assoggetta la magistratura al governo, alla politica. Se il vostro ospite è così gentile da spiegarmelo. Lo spiegava prima il meccanismo del sorteggio dei due CSM, insomma. Lo spiego prima, la composizione dei nuovi consigli superiori della magistratura. Nel momento in cui la parte dei magistrati viene sorteggiata tra tutti i magistrati in Italia, che sono praticamente 10.000, poco più di 9.000, invece la parte, quella cosiddetta laica, che viene scelta dal Parlamento, viene sorteggiata sì, ma tra un listino scelto dal Parlamento stesso. Allora è ovvio che da quel listino io avrò un listino fatto di gente che la pensa come me o della maggioranza di turno, e che quindi qualsiasi persona venga stata da quel listino la penserà come me, a differenza del sorteggio che viene fatto per i magistrati, che invece viene fatto tra tutti i magistrati. Chiaramente si va a indebolire la magistratura all'interno del CSM per favorire invece la parte laica scelta dal Parlamento. Questo qui è il motivo per cui io sono principalmente contrario a questa riforma. Poi possiamo anche ragionare sull'effettiva separazione carriere, cosa che insomma c'è già, parentesi, sulla formazione che poi ci sarà con due tra virgolette ordini distinti, posto che comunque l'articolo 107 della Costituzione comunque rimarrà invariato, scrivendo che appunto dice che la magistratura comunque è formata da un ordine unico, motivo per cui loro dicono anche facciamo la separazione delle carriere. La separazione delle funzioni comunque già c'è dalla riforma Cartabia, perché i parlamentari possono fare giudici un solo passaggio di carriera. Ci sarà ancora modo insomma di parlarne sicuramente da qui al 22-23 marzo, quando si voterà nel referendum. Allora grazie Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle per essere stato con noi, torni presto a trovarci. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata a tutti.